Gandi per l'assessorato regionale pesca e acquacultura della Regione Veneto. Un viaggio assieme all'assessore Franco Manzato con i pesca sportivi della Regione Veneto alla ricerca dei nostri prodotti enogastronomici locali, alla ricerca delle bellezze di questi fiumi e di questi bacini con i 16 presidenti della Regione Veneto, ma soprattutto per difendere e promuovere il nostro territorio. La pesca. La pesca nella provincia di Vicenza è un'attività molto importante perché riesce a muovere decine di migliaia di persone. Queste persone ovviamente che sono mosse proprio da questa passione si portano nei fiumi vicentini per esercitare la propria attività, che è un'attività che li porta a contatto diretto con la natura ed essere anche proprio delle sentinelle dei fiumi nel momento in cui possono esserci delle alterazioni dovute ad inquinamenti improvvisi che possono essere deleteri proprio per l'ecosistema. Ma sono anche dei gestori. Partecipano direttamente assieme alla provincia, coordinati dalla provincia, alla gestione della fauna ittica. Le trote marmorate sono a rischio estinzione e per questo la Regione del Veneto le protegge e le fa riprodurre nelle avanotterie e negli incubatori. La provincia di Vicenza è all'avanguardia e comprende il bacino idrico fra i più importanti d'Italia. Siamo accolti dal presidente del bacino astico Leogra, Mario Casalini, autore di questo importantissimo libro La peschiera, perché siamo nella più importante peschiera d'Italia che fu inaugurata nel 1937 in memoria di un grande itiologo vicentino. Presidente, raccontiamo con onore quello che voi siete riusciti a fare in tutti questi anni, perché qui questa avanotteria è la più antica d'Italia. Certamente dalle ricerche storiche che ho condotto e che ho poi riportato in quel volume che lei ha appena citato, emerge che questa è, se non la prima avanotteria d'Italia, ma anche credo d'Europa, perché già dal 1892 certi ricercatori russi venivano qui a Villa Velo per vedere i progressi di questo noto e stimato itiologo, si può dire che fosse addirittura a quel tempo uno scienziato in materia, che tentava di riprodurre i salmonidi in cattività che prima non era mai riuscito nessuno. Perché hanno scelto questo sito, questo luogo? Perché soprattutto per la qualità e l'abbondanza soprattutto delle acque. Pensi che qui la temperatura dell'acqua estate e inverno va dagli 8 ai 9 gradi e mezzo. Quindi l'ideale proprio per la salmicoltura. Qui sono sempre stati prodotti avannotti, per i diritti anche itiogenici, che sono poi quei diritti di quelli che prelevano l'acqua, che devono pagare una certa quota annuale per ripopolamento, perché tolgono l'acqua dai torrenti. Quindi riusciva a soddisfare con i 5-6 milioni di avanotti tutti questi diritti e tutte queste province. La provincia di Vicenza è una delle province, se non la provincia in Italia, dove c'è una più grande concentrazione di sensibilità a favore della pesca, di pescatori e anche di acque e di bacini. Certamente nelle zone in cui c'è un torrente o un fiume, chiaramente c'è questa più attrattiva verso questo tipo di sport. Chiamiamolo sport la pesca, perché una volta si andava a pescare proprio perché c'era bisogno di mangiare, ma adesso è diventato proprio uno sport proprio per eccellenza. Ma dato che sono nell'argomento, vorrei anche dire questo rispetto all'avanotteria che stiamo visitando in questo momento. E grazie soprattutto ai nostri volontari e proprio quella perseveranza che abbiamo avuto nell'acquisirla, ma non ce l'avremmo mai fatta se non fossimo stati supportati dalla provincia di Vicenza e dalla Regione Veneto.
sempre lungo l'Astico siamo giunti al centro ittico della regione Veneto, di Veneto Agricoltura, con Luca Tenderini che ci spiega questo importante centro ittico. Sì, questo è un importante centro ittico di Veneto Agricoltura, appunto dedicato al recupero della trota marmorata nei suoi ceppi autoctoni. Qui vengono selezionate trote marmorate del ceppo Piave, Brenta e Adige per poi seminare il prodotto, l'avanotto, la trottella nelle acque pubbliche per semine di ripopolamento, insomma. Abbiamo selezionato 2 femmine del ceppo Adige, adesso verranno spremute, verranno fecondate le uova con il seme del maschio, sempre dello stesso ceppo, e otterremo le uova embrionate che andranno a incubare per 42 giorni. Dottoressa Fabiana, ecco, cosa sta succedendo ora? Allora noi adesso prendiamo 4-5 maschi che vadano a fecondare le uova di 3 femmine che abbiamo appena spremute. Questi sono i maschi, ecco, stiamo immergendo i maschi nell'anestetico. Quindi questo si fa per mantenere la variabilità genetica dei lotti. Più maschi ci sono, meglio è. E adesso li si pulisce, li si lava di questo anestetico e si comincia la fecondazione a secco, quindi si toglie la maggior parte di questo liquido ovarico. Sono maschi sia del 2004 e del 2005 e del 2009 che sono ben fecondi. In genere la femmina comincia a emettere uova a 4 anni, continua ad essere feconda fino ai 8-9 anni, dopodiché diminuisce la sua fecondità. Lo stesso il maschio, più grandi sono, meno fluenti, meglio sono i maschi più giovani. Ecco, le uova da là dove abbiamo fatto vedere prima la spremitura vengono portate qua, dottoressa Fabiana. Vengono portate agli embrionatori in verticale, che è il miglior sistema per farli embrionare per questi 42 giorni. Qua abbiamo diversi lotti di marmorata e spremuti in diversi giorni. Ha una capienza di 30.000-35.000 uova. La differenza di colore è proprio per il tipo di alimentazione diversa, e questi erano riproduttori Dopo 42 giorni cosa succede? Dopo 42 giorni adesso vediamo schiude l'uovo e vediamo gli avanotti che sono già nella californiana. Ecco, questa è già la fase in cui sono gli avanotti nati. Gli avanotti nati, la schiusa dell'uovo, là si vedono qualche residuo ancora di guscio dell'uovo, e abbiamo gli avanotti a una decina di giorni, hanno ancora il sacco vitellino in assorbimento, che è l'alimento proprio che li dota la natura per i primi giorni di vita, finché imparano a alimentarsi. Anche i cosiddetti marsoni, che in italiano sono gli scazzoni di fiume, sono a rischio estinzione e la regione del Veneto li fa riprodurre nel suo centro ittico della Valdastico, che è gestito da Veneto Agricoltura. È protetta in tutta Europa e quindi è molto apprezzata nelle nostre valli, sia nel Vicentino sull'Astico che sul Bacchiglione, quindi si cerca proprio per la richiesta di cercare il protocollo di allevamento, come imparare a allevare queste specie. Quindi sono 2 anni che stiamo lavorando, siamo a un buon punto, si è riuscito a svezzare e a riprodurre questo esemplare in cattività, e i primi individui andranno adesso continua la filiera a 2 trotticolture che inizieranno all'aperto, non più in un circuito chiuso, a allevare questa specie. Oggi, grazie alla pesca, si rilanciano l'amore per la natura, lo sport, i prodotti enogastronomici, la vita all'aria aperta, il turismo, l'ambiente e la natura. La provincia di Vicenza
e la Regione del Veneto hanno pensato opportuno realizzare alcune piazzole che consentono la pesca ai portatori di handicap nel bacino idrico Astico-Leogra. I fiumi Astico ed il Brenta ci inducono a fare una riflessione sull'acqua, bene prezioso e fonte di vita per tutti e non solo per i pesci. Fatto sta che un cattivo utilizzo dell'acqua può provocare dei danni ambientali irreparabili, così come un esagerato prelievo dell'acqua a scopi irrigui o energetici può far morire la fauna ittica dei nostri fiumi, malgrado gli sforzi della Regione del Veneto e delle province che sostengono gli impianti di riproduzione. È un impianto molto importante qui a Cismon del Grappa, Presidente, e siamo onorati di presentarlo all'opinione pubblica. Spieghiamo cosa fa questa struttura finanziata in parte dalla Regione e dalla provincia di Vicenza, Itiocultura Vicentina. È un impianto voluto fortemente dalla provincia di Vicenza e supportato dalla Regione Veneto e che tende a risolvere un problema ormai importante, che è quello del ripopolamento del fiume con una specie ittica autoctona che era ormai andata persa e in rischio di estinzione, voluto anche fortemente dalla normativa europea 2000, quindi dalla CE, e si tratta di ripopolare con la specie di salmonide marmorata. È una trota particolare endemica delle zone, ripeto, era in via di estinzione, e questo impianto, che non è un impianto di valle e che si limita semplicemente a produrre avanotti, è un impianto notevole, può arrivare a produrre circa 300 quintali di carne adulta, teoricamente, ma non è certo lo scopo nostro, ma tende a sviluppare la trota marmorata in tutte le sue fasi della vita, quindi una minima parte va seminata nello stadio di nascita, a sacco vitellino parzialmente riassorbito, una parte importante in 4-6 cm di grandezza, seguita da 6-9, 9-12 e 12-18. Non alleviamo carne adulta perché la trota marmorata, essendo una specie selvaggia, ha bisogno di essere alimentata anche con del cibo naturale, non alimenti commerciali, per cui il costo è notevole. La resa migliore nel fiume, ripeto, è nella fase di crescita. Se dovessimo allevare qui trote e portarle allo stadio adulto, sarebbe come allevare una trota normalissima commerciale con una livrea diversa, non è questo lo scopo, chiaramente. Poche province come la provincia di Vicenza possono vantare una diversità ambientale, una diversità di habitat come quelli che abbiamo, e soprattutto può contare su un esercito di volontari che fanno veramente un lavoro importantissimo e sopperiscono effettivamente a queste necessità. Abbiamo la fortuna di aver lavorato molto anche sotto l'aspetto culturale. Non a caso questo impianto si chiama Itiocultura. È importantissimo questo aspetto perché grazie a queste conoscenze scientifiche che si trasferiscono poi nei pescatori, che sono quelli che poi materialmente eseguono queste operazioni, si ha la massima condivisione degli obiettivi e dei risultati da conseguire. L'obiettivo regionale, della politica regionale è quello di mantenere le linee genetiche, no, autoctone del nostro patrimonio ittico, e questo è possibile farlo, abbiamo visto, solo con il supporto, l'impegno di questa realtà che stiamo visitando oggi. Le bellezze naturali della Val d'Astico e della Val Sugana in provincia di Vicenza ci hanno letteralmente affascinato. Pochi conoscono la ricchezza culturale e storica di questi luoghi, iniziando dai sentieri della Prima Guerra Mondiale per andare alle posizioni difensive dei Romani, ai percorsi naturalistici attraverso le piste ciclabili. I turisti vengono per la pesca sportiva, per i campi da golf, per l'equitazione, per lo sport in senso generale, per la canoa e il rafting. È fantastico scendere in gommone sul Brenta per ammirare i luoghi e i sentieri del tabacco lungo le sponde del fiume. La zona era una zona in cui veniva prodotto il tabacco. Ricordiamo che ci trovavamo nella parte meridionale di quello che era l'impero austro-ungarico, per cui queste zone erano estremamente importanti per tutte le coltivazioni termofile. Più tardi visiteremo anche l'ulivo e lo sviluppo che ha avuto in questa zona, che è estremamente importante. Al fine di preservare un patrimonio ambientale comune di grande valore nelle valli vicentine, così prezioso per il turismo di qualità, per la pesca con rilascio e per il ripopolamento delle specie ittiche, occorre sensibilizzare gli utenti e i futuri potenziali fruitori di questo unico habitat.
I pescatori moderni faranno da supporto nelle segnalazioni delle devastazioni ambientali, saranno i guardiani del bene comune. Pensate che in queste valli vengono a pescare da tutte le parti del mondo, non solo per assaporare la natura incontaminata, ma anche per degustare i prodotti enogastronomici che sono unici, vanno dalla trota affumicata dell'Astico o del Brenta ai formaggi DOP, alle olive e all'olio di Pove, ai fagioli neri e bianchi nelle varietà autoctone, all'allevamento delle trote fario, alla produzione di salumi e insaccati locali. La Regione del Veneto ed il Genio Civile hanno recentemente compiuto un grande sforzo per la riqualificazione dei nostri fiumi, tramite il consolidamento degli argini e il posizionamento di massi nell'alveo che consentono la riproduzione dei pesci. Avete anche questo concetto di riposizionare i massi per permettere ai pesci di avere un habitat naturale. Allora praticamente questo è un impianto idroelettrico, l'opera di presa di un impianto idroelettrico e in base alle nuove normative dove vi è uno sbarramento, un attraverso qualsiasi opera che blocca il deflusso delle acque, è previsto l'obbligo di realizzazione di una scala di monta per la risalita dei pesci. Stiamo risalendo il Bacchiglione verso Vicenza. Signor Nassi, ci spiega un po' le caratteristiche di questo fiume? Il Bacchiglione è il maggior corso d'acqua della provincia di Vicenza, è un fiume essenzialmente di risorgiva, nasce a nord della città, a circa 10 km a monte tra i comuni di Dueville e Villaverla, con una serie di risorgive e poi man mano scende a valle e assume le dimensioni che stiamo vedendo qua, di un grande fiume di fondovalle. Ecco, la zona alta è popolata prevalentemente da salmonidi pregiati come la trota fario e anche il temolo, mentre la parte bassa, cosiddetta zona B in termine tecnico, popolata essenzialmente da ciprinidi, da cavedani, dal luccio, dalla carpa e quindi altra fauna ittica. Per l'anguilla innanzitutto sono state fatte delle opere che permettono appunto a questa specie di risalire per la riproduzione attraverso degli sbarramenti che prima erano insormontabili, adesso sono state realizzate delle scale di risalita apposite e poi è stato ovviamente incentivato anche il ripopolamento con ragani eccetera, quindi per far sì appunto che si possa recuperare la specie. Siamo con Francesco Zanotto dell'amministrazione provinciale di Vicenza, il quale ci illustrerà il rapporto tra il Bacchiglione e le associazioni dei pescatori. I pescatori sono delle vere sentinelle dei fiumi, hanno in gestione queste acque un'associazione di pescatori, l'associazione Bacino Zona B, e lo sta facendo egregiamente con moltissimi interventi, moltissime relazioni con molti enti che lavorano attorno al fiume. Ad esempio sono molto impegnati nella gestione di quelli che sono gli argini e l'accessibilità degli argini ai pescatori, per fare in modo che i pescatori possano raggiungere queste zone e poter lanciare le loro lenze. Insomma. Per cui c'è un rapporto strettissimo con il Genio Civile, con i consorzi di bonifica e con tutti gli enti preposti appunto alla tutela delle acque. Ci stiamo avvicinando a una zona dove sono stati eseguiti dei lavori di ripristino dell'argine. Sono praticamente realizzate delle possibilità di accesso per il mondo della pesca, come vedete sia a monte che a valle, e quindi questa rampa che consente ovviamente al pescatore di raggiungere il fiume e quindi di poter lanciare senza dover stare sopra ad argini impraticabili praticamente per le persone. Il fiume Bacchiglione ci regala una vista unica grazie all'arrivo in barca alla Villa La Rotonda, che è una delle tante ville palladiane della provincia di Vicenza, antiche e famose al pari di quelle del fiume Brenta. Siamo con Folladore Silvano, che è il presidente del Bacino B. Presidente, ci illustra un po' l'attività della vostra associazione? Allora, la nostra associazione è composta da 12 consiglieri e abbiamo 1600 soci per quest'anno, quindi chiuso di quest'anno. Abbiamo in concessione per conto della provincia di Vicenza le acque di tipo B, che praticamente non sono le acque salmonicole, quindi sono cavedani, lucci e carpe. E su questi 1600 soci abbiamo circa 500-600 soci che vengono da oltre 600 km per la pesca a carfishing e per la pesca al luccio.
Infatti noi stiamo facendo diventare un'icona importante come presentazione il luccio, prima di tutto la preservazione, siamo l'unico bacino di pesca che ha il no-kill generale del luccio e anche per la carpa. Stiamo collaborando da 10 anni con la provincia perché è nato nel 2000 questo bacino di pesca e abbiamo raggiunto degli ottimi risultati. Abbiamo in concessione tutto il Bacchiglione, il Tesina, il Retrone e il lago di Fimò. Il lago di Fimò è considerato una piccola perla perché anche lì ci sono moltissima gente che vengono a pescare i lucci, e poi abbiamo un altro lago San Germano, un'altra perla della pesca. Abbiamo circa 50 di guardie volontarie che collaborano all'interno del progetto per fare la vigilanza, quelle che avete visto questa mattina. Abbiamo una vanotteria ricavata da un depuratore fatto dismettere con 1300 ore di volontariato. Abbiamo fatto diventare una vanotteria nel quale produciamo persici reali per adesso. Il prossimo quest'anno sarà per i lucci.